definito, da promuovere coralmente, da regolare con gli altri paesi europei in sicurezza. Yassin ha 35 anni e 16 figli, e tra cui 4 coppie di gemelli e una quinta in arrivo. La famiglia vive in un campo profughi nella provincia di Idlib, al confine con la Turchia. I suoi bambini hanno conosciuto solo la guerra. Per mantenerli raccolgo plastica, spiega Yassin. Veniamo dalla provincia di Aleppo, ma faccio fatica sempre di più. 2 bimbe hanno seri problemi di salute, ma le cure mediche costano care. Un bagno nella tinozza, un tessuto sugli occhi protegge il sonno del fratellino. Vivono in un limbo in cui non si vede l'uscita. Impossibile per ora arrivare in Turchia o tornare indietro, e i bambini tanto crescono, senza prospettive. Lavoro in continuazione, spiega la madre. Ogni giorno lavo i loro vestiti, cucino per tutti. Hanno bisogno di cibo, ma posso dare loro solo pane. Non possiamo permetterci la verdura, costa troppo. Come loro, più di 6 milioni di siriani sono stati sradicati dalle loro case, una parte degli 80 milioni di rifugiati in tutto il mondo, raddoppiati negli ultimi 10 anni. Secondo l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, più del 70% sceglie i paesi confinanti col proprio, nella speranza un giorno di tornare a casa.